Mi anticipo coi tempi e eh, appena segnato il rigore Cialanoglu, io purtroppo praticamente quasi tutto il primo tempo non l'ho potuto vedere, l'ho incominciato a vedere tardi perché lavoravo e per farvi capire ho incominciato a vederlo da quando è stato annullato il gol a Barella, più o meno, ma era un vedere relativo perché poi in realtà stavo anche facendo altro e non ero abbastanza concentrato sulla partita, più che altro la sentivo. Il secondo tempo già l'ho visto di più e mi è parso di vedere un Inter, e ovviamente alzo le mani perché io l'Inter non è che l'abbia vista più di tanto giocare. So ovviamente che è forte, però non l'ho seguita più di tanto. Però mi è sembrato, rispetto ad altre partite, che oggi l'Inter giocasse con forse una eccessiva sufficienza, che lo posso anche capire perché stanno vincendo quasi in ciabatte questo campionato. Però nonostante con la minima azione, con due passaggi, loro riescono ad andare avanti e con mezzo secondo si ritrovino in porta, perlomeno in fase difensiva mi è sembrata un Inter molto labile e a volte anche fin troppo facile da andare a colpire. Che poi il Cagliari non l'abbia fatto o l'abbia fatto male, quello sì, perché ci sono state, se non erro, due conclusioni, perlomeno nel primo tempo da parte di Shomurodov, che mi hanno fatto in il latte alle ginocchia perché ha tirato due cacarelle proprio orribili. Poi il tiro del gol è stato bello, bella l'azione, bello tutto. Bella il passaggio dell'Umbo, ottimo la posizione di Shomurodov, ottimo il tiro. Forse sul nostro gol c'è stata magari un errore di Sommer che secondo me poteva fare di più. Il gol di Turam non l'ho visto, purtroppo l'ho sentito solo per radio, non l'ho visto. Intanto siamo al 78esimo, è entrato Viola, è entrato anche Zappa al posto di Di Pardo, non so come abbia giocato Di Pardo, poi ho visto che è uscito Luvumbo. Tra l'altro mi ha stupito anche molto vedere Yankto titolare e poi subito cambiato con Prati. Ecco, anche adesso noi siamo in attacco e l'Inter non è che ti viene a pressare, in realtà l'Inter ti fa molto giocare. Non so se è per un prendere sotto gamba noi o perché pensano cioè, difendono meglio così senza andare a pressare all'istante l'uomo. Non lo so, non lo so perché questo in realtà ha concesso molte volte al Cagliari di poter andare in avanti, anche se adesso stiamo cincischiando là sulla tre quarti. Poi c'è anche da dire che comunque eh, di capacità difensiva l'Inter ne ha, quindi ci sta anche che ti possano affrontare così in realtà facendo un pressing temporeggiato, diciamo così. Intanto Macombu tiene palla, mamma mia Obert, raga, io non la faccio più a vedere Obert. Cioè, ci metterà pure l'impegno, ma io sono sempre il primo a dire i giovani facciamoli giocare e continuerò a essere di questo avviso. Ma dopo che tu fai giocare i giovani, tra l'altro il pallone non era uscito, ma vabbè. Ehm, dopo che tu vedi che comunque il giocatore, anche se giovane, anche se promettente e tutto quanto, continua a non rendere o a fare male, diventa anche inutile secondo me insisterci. L'ho pensato così per Murru e penso che il tempo me ne abbia dato ragione. Ho pensato la stessa cosa per Prelec e non so adesso dovunque lui sia se stia facendo bene.
e lo penso anche per Obert. Obert ci viene propinato da anni, dove l'unica cosa buona che ha Obert, secondo me, è la possibilità di giocare in due ruoli, che è quello di terzino sinistro e di difensore centrale, ma in nessuno dei due casi mi sembra un giocatore che ti possa creare sicurezza, perlomeno per me. Poi cercherò di recuperarmi comunque il primo tempo per farvi uscire domani un video post partita che, cioè un video dei after che possa essere quantomeno decente. Tra l'altro, ci sono delle novità in vista, eh. Forse ve le farò vedere. Oh! Oh! Viola! Viola! Mamma mia! Mamma mia, Viola! Però io, secondo me va sotto l'occhio del VAR sta azione perché ci potrebbe essere qualche fuorigioco. Ci potrebbe sta? La Padula. Non riesco a vedere se è rientrato in tempo la Padula. Sì, ma quello, regà, quello non può essere mano. Cioè, lui nemmeno vede il pallone. Ma non lo vede! Ma che cazzo dici, Marelli? Ma che cazzo dice? Levategli il microfono a questo. Ma dai, su, ma quello. La palla viene da dietro. La Padula non la può vedere. È marcato in quel momento. Ma che cazzo dici? Ma dai, su, ma che davvero? Ma questo. Vabbè, vabbè. Meno male, meno male. Comunque 2 a 2. 2 a 2. Ed è quello che dicevo. Perché alla fine. Io non riesco a capire veramente se è sufficienza da parte loro, che comunque, avendo tutto questo scarto sulla seconda, essendo comunque obiettivamente una squadra molto forte, stiano approcciando nella fase difensiva in questa partita in maniera molto fragile, o se effettivamente l'Inter è fragile difensivamente, ma mi viene difficile pensarlo perché comunque ha subito solo quanti? 15 gol fino adesso? E noi siamo stati in grado di fargliene due. Poi qualcuno mi verrà a dire sicuramente che il gol de Viola era irregolare perché la Padula la pia col braccio. Sì, dai, dimo così. Dimo così. Fatto sta che volente o nolente sempre due gol sono stati fatti. Quindi, però, devo essere sincero, non mi è dispiaciuto manco il Cagliari. Avrei volentieri evitato la disattenzione difensiva di Mina perché tu non puoi andare con quel braccio largo lì. Bravo Lapa. Non l'hai servito benissimo, però. Mamma mia, Viola, c'ha il piede gallo. Viola c'ha il piede gallo. Mamma mia, Viola papà, ragazzi. Viola è il nostro papà. Viola è papà. Mamma mia. Mamma mia. Oddio, lì ci sarebbe stato meglio da andare sul secondo palo piuttosto che sul primo, ma va benissimo così. Cioè, per me già così, uscire così da San Siro è tanta roba, perché io comunque sono soddisfatto. Non so come abbia giocato il Cagliari nella prima parte del primo tempo. Però per quello che ho visto io e per l'avversario che ci avevamo davanti, io sono più che soddisfatto. Ma tranquillamente. Poi mi c'ero del culo perché le altre hanno macinato punti importantissimi. Il Lecce ci ha superato, ha vinto contro l'Empoli se non mi sbaglio.
Sì, vabbè, raga, ma non so questi i gol da nulla. Intanto Azidiakos coi crampi entrerà Viedesca. Mamma mia, che grandi, che grandi, grandissimi, veramente grandissimi. Io pensavo poi che non si riuscisse più a segnare perché non pensavo che saremmo riusciti a segnare anche senza Luvumbo. E invece ci siamo riusciti. Contentissimo per questa cosa. Assolutamente contento. Atsiriakos si è rialzato, però comunque uscirà. È entrato Vietesca, anche l'ultimo cambio è andato. E stiamo a vedere come andrà a finire questa partita. Non ci spero più di tanto nella vittoria. Proprio mi va bene il pareggio, va benissimo. Tanto stanno facendo vedere adesso la classifica. Ultimo posto utile a 27. Siamo 4 punti sopra, ma anche 4 punti sopra l'ultimo posto, tra virgolette, utile per retrocedere, che è occupato dal Verona. Frosinone e Verona sono a pari punti. Frosinone che ha fatto punti oggi contro il Napoli, ma di quello poi ne parleremo meglio martedì. E stringiamo i denti. Portiamo a casa a sto punto. Portiamo a casa non si dovrebbe mai giocare per il pareggio, ma io contro l'Inter, cioè, che cazzo faccio? Ma mi va benissimo il pareggio. Mi va benissimo. Ma mi va di lusso proprio. Tra l'altro l'Inter sta a 83, a 69 il Milan, sta a 14 punti sopra. Vabbè, l'Inter c'ha già lo scudetto cucito. Punizione per l'Inter, colpo di testa di Carlos Augusto, mi sembrava. Non c'è nessuno. Barella sbaglia lo stop. Lautaro si scaccola. No, no, se sta a scaccolare, no, pensieroso, guarda. Si è tolto una breccola dal naso che a metà basta. Tanto chi è per terra? Mina? Mina. Dai, dai, dai. Portiamoci a casa a sto punto. Ah, 5 minuti di recupero so abbastanza, eh. So abbastanza. Scusate se ogni tanto mi blocco a sentire e non parlo, ma comunque c'è la tensione partita. Bissek parte palla al piede. Sì, l'allero. Drop. Ok. Altri 500 secondi. So 500, 60, 180. Sì, 60, 120, 180, 240, 300 secondi. 300 secondi. Dai, dai. Vai Augello, spazzala benissimo. Non penso gliela fai l'apa. Ma va bene così, va bene così. Va bene, va bene. Rimaniamo in attacco. Rimaniamo in attacco. Dai, grossi in mezzo de viola, qualcuno la via di testa e segniamo. E andiamo a vincere a San Siro. Dai, regà. Dai, 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 dai. Ma che cazzo fate? Augello e Viola. Cosa avete fatto precisamente?
Tra l'altro ho notato, cioè l'ho notato solo io che c'è la prateria tra il centrocampo e la difesa dell'Inter. Cioè ci sono proprio dei solchi enormi. Ci ho fatto caso solo io? Attenzione, non concediamo ste palle all'Inter sulla tre quarti. No, 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 no. Barella sul lato, crossa. Spazzata da Obert. Ancora Barella sull'out di destra. Ciala. Mamma mia, che sofferenza. Dai, dai, finisci, finisci, finisci. Bravo, bravo Vietesca. No, che Vietesca, è Zappa. Dai, dai, proviamo a partire in contropiede. Sì, ma in contropiede con la Padula. 4 contro 2. Vabbè, si è già riposizionato l'Inter. Ragazzi, però è un contropiedista mi manca. Un contropiedista ci manca. Anche se comunque abbiamo visto che una giocata un po' più ragionata, un po' più lenta, comunque che cazzo hai fatto, Robert? Ma che... Mamma mia, Robert, raga. Io gli voglio un bene nell'anima, sarà un bravo ragazzo, ma... Dai, su. Abbiamo sprecato un pallone. Cazzo, poi il sinistro è il piede tuo. Uh! Mamma mia, scuffette. Io comunque, perdonatemi, ma ignoro questo ragazzo dell'Inter che ho visto in campo. Cioè, non lo conosco. Uh, via, via, via. Eh, Sommer a centrocampo probabilmente recupera il pallone. Barella, l'uomo più basso dell'Inter, che ha recuperato il pallone di fianco a Sommer. Bucarà, come cazzo si chiama? Ve giuro non lo conosco. Ai 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 ai. Vai, vai, vai. Fuori gioco? Non si alza la bandierina. Dai. No! 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 Fosse stata più angolata. Mamma mia. Mamma mia. Fosse stata più angolata. Ma Viola, che altro poteva fare? Non posso certo pretendere niente. Però fosse stata poco poco più angolata. Mamma mia. Fischia, fischia. No, 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 no. Bravo Mina. Bravo. Bravo Mina, bravo. Finita. Mamma mia. È finita. Abbiamo sbancato. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Cristo. Va benissimo così. Sono orgoglioso. Ho visto la continuità di prestazione tra quella dell'Atalanta e adesso. Io sono orgoglioso di questi ragazzi. Stanno facendo veramente un'impresa. Un'impresa. Sono veramente la persona più orgogliosa di questo mondo. Io vado fiero di questa squadra oggi, come lo sono stato la scorsa volta, perché hanno fatto un qualcosa di veramente difficilissimo. Già banalmente segnare due gol contro l'Inter non è facile. Loro ci sono riusciti, sono venuti a San Siro e sono riusciti a
sbancarla, perché comunque portare a casa un punto contro quelli che saranno i campioni in carica in casa loro non è roba mica da poco. Io sono veramente felicissimo, contentissimo e ci teniamo lì, ci teniamo lì, eh, ci teniamo lì. Mamma mia, raga, mamma mia, fosse stata più angolata. Ah, mamma mia, mamma mia.